Sono Cortivo Giorgio, nato a Venezia il 2 del 9 e ho iniziato a nuotare verso i 12 anni, a nuotare diciamo con impegno, non sui canali. E ho iniziato alla Rarinante, si chiamava la mia società, che poi è diventata DLF, dopo lavoro ferroviario, e ho cominciato lì. Le piscine a quei tempi erano organizzate che la Rarinantes aveva un pubblico che nuotava fino a una certa ora, la mattina e il pomeriggio fino alle 5. E noi che facevamo le gare cominciavamo a allenarci verso le 4, 4 e mezza. E, come organizzazione non era diciamo da grande società, però qualcosa, c'era il reparto femminile, c'era il reparto dei ragazzi diciamo oltre i 16 anni, oltre i 17 anni e poi c'era la squadra di pallanuoto come organizzazione. Cominciavamo a nuotare verso, se la stagione era buona, verso fine maggio, primi giugno. Noi andavamo anche prima, ma diciamo il grosso dei ragazzi cominciava fine maggio, primi giugno e fino a oltre settembre. Il nuoto era abbastanza considerato a quei tempi e diciamo che era uno tra gli sport, logicamente essendo in laguna, era uno dei sport più seguiti a quei tempi. Le abitudini sociali erano che ci trovavamo alla sera per gli allenamenti, si scherzava logicamente perché diciamo la Bo, che era un gioco a prendersi, no? Era il gioco di maggior più seguito e si stava lì fino alle 8 di sera, 8 e mezza di sera a giocare. Occasionalmente c'erano anche le ragazze che giocavano, ma raramente, perché erano un po' insomma vivaci i ragazzi. La mia carriera sportiva ho fatto la Coppa Bianchi a Trieste, poi le varie gare del campionato, che noi eravamo in Serie A, e poi diciamo che la maggiore soddisfazione le ho avute quando sono andato militare, perché non è che ero molto portato agli allenamenti, anzi nuotavo pochissimo in allenamento. E da militare invece, con la paura di essere mandato al reggimento, ci toccava nuotare. Noi avevamo un grosso allenatore, un certo Branko Zizek, che era un nuotatore molto forte del fondo, che ci allenava. E sono riuscito a fare secondo ai primaverili, ai campionati primaverili a Roma, dopo Paolo Pucci, che era nazionale, che era sui 50 metri, perché la mia specialità erano i 50 metri. E poi ho fatto 2 volte la 100 km dell'Adriatico. Il mio miglior tempo l'ho conseguito sui 100 metri stile libero a Roma, durante il militare. La 100 km dell'Adriatico era una manifestazione pinnata e siamo andati da Rimini a Ancona, era la gara, a tappe. La tappa più lunga era di 12 o 16 km. E si partiva dalla spiaggia, tutte le squadre erano situate lungo la spiaggia e si partiva diretti verso una boa che poi si voltava e si proseguiva lungo la cosa e si entrava in ogni cittadina, Falconara, Fano, si entrava nel Porto Canale e c'era l'arrivo al Porto Canale. Le attività di allenamenti, posso dire
non è che mi sia allenato un granché, però i ragazzi che erano abbastanza, che andavano molto bene, si facevano le loro 2 ore di allenamento ogni sera, 2 ore e mezza e basta. E si cominciava, praticamente eravamo handicappati con gli altri nuotatori delle città che avevano piscine coperte che si allenavano tutto l'anno e noi iniziavamo a nuotare primi di giugno, fine maggio. Dunque quando cominciavano le gare eravamo già distrutti. Dei miei compagni di squadra mi ricordo i fratelli Perondini, uno dei quali, Giorgio, ha fatto le Olimpiadi e ha fatto anche qualche primato italiano, Giorgio Perondini. Poi c'era Perazzolo. Mi ricordo logicamente quei 200 km dell'Adriatico e poi i campionati primaverili a Roma che lo stadio delle Rose, Piscina delle Rose, era stracolma di gente perché c'era Paolo Pucci, c'erano tutti i nuotatori bravi e dopo il fatto che ho fatto il mio piccolo record, diciamo, le manifestazioni che erano a Rinantes erano molto pittoresche perché la piscina veniva arredata con le bandiere, con i festoni, con le luci, sembrava una piscina di quelle belle.